Ben ritrovati con noi in diretta, amici di Radio.0. Ritorniamo a parlare di appuntamenti a teatro. Questa settimana al Teatro Verdi di Trieste si apre l'appuntamento con i Capuleti e i Montecchi, musica di Vincenzo Bellini. Ritorna a Trieste dopo 10 anni, pensate un po' dal suo debutto, quest'opera, firma del celebrato musicista e regista francese Arnaud Bernard, noto come l'allestimento museo ed ampiamente apprezzato per la sua cifra estetica di grande finezza e impatto scenografico. A dirigere sul podio il trevigiano Enrico Calesso, direttore di solida carriera internazionale con un grande rapporto di continuità soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Un cast vocale giovane ed affidabile, perfetto per incarnare una storia adolescenziale, con Caterina Sala, Olga Diadiv per Giulietta e con il Romeo dei mezzisoprani Laura Varrecchia e Sofia Coberizze. Completa il quarto appuntamento operistico della stagione giuliana. Ma noi andiamo subito a scoprire di più su quest'opera che, ricordo, sarà in scena da proprio questo venerdì 24 febbraio fino al 26 febbraio, dal 3 al 5 marzo. Andiamo a sentire di più in questo servizio di Monica Ferri. Manca dal 1974 quest'opera a Trieste, I Capuleti e i Montecchi di Bellini, ritorna comunque a Trieste con un allestimento particolare molto estetico che giunge in questa città dopo 10 anni dalla regia del celebre musicista e regista Arnaud Bernard. Con noi abbiamo la protagonista, ovviamente, la Giulietta, Caterina Sala, buonasera, è giovanissima, 22 anni. Subito ti chiediamo qual è la difficoltà di un ruolo così importante. Ma indubbiamente questa è un'opera molto impegnativa vocalmente, perché comunque è un'opera di puro bel canto, quindi bisogna avere molta attenzione sui filati, sul fiato, sugli acuti. È anche un ruolo molto impegnativo dal punto di vista emotivo, perché Giulietta è una ragazza veramente giovane, piccola, perché nell'opera Romeo e Giulietta sono due adolescenti che si trovano a combattere, nonostante così giovani, queste difficoltà di un amore impossibile, dettato da appunto queste due famiglie rivali, si può dire famiglie? Sì. E quindi è molto difficile anche a livello più che vocale dal punto di vista emotivo, perché soprattutto nel finale Giulietta e Romeo hanno questo scambio di frasi veramente intense, veramente toccanti, in cui poi alla fine, purtroppo il finale lo conosciamo tutti, in cui finisce in tragedia. Allora lo ricordiamo per chi ci sta seguendo, dal 24 febbraio al Teatro Verdi di Trieste. Siamo con il maestro Enrico Calesso per parlare adesso della musica dell'opera, ovviamente di Bellini, Capuleti e Montecchi, che è una musica intensa e con le sue peculiarità. È una partitura straordinaria, una partitura innovativa per l'epoca, una partitura che si collega alla grande tradizione del bel canto, ma incomincia già a romperla in nome di una espressività più intensa, in nome della realtà, della verità. Per Bellini, uno dei grandi romantici, è molto importante col suo canto, con il suo suono orchestrale, con le sue strutture musicali, di descrivere la realtà in tutte le sue sfaccettature nel modo più immediato e realistico possibile. Come il feeling con l'orchestra e con il capo soprattutto. Per il momento molto bene, siamo nel pieno delle prove, è un lavoro straordinario, io credo che può veramente diventare una bellissima prima. Grazie maestro, allora aspettiamo a Teatro Verdi Trieste.